Sapevo cosa diceva mio nonno? Che la terra è bassa. Lo so cosa diceva tuo nonno, anche mio dicevo così. Quando la terra sarà così, farò il contadino che a me. Ecco il bigolo. È un po' grosso, ma serve. Ciao ragazzi, benvenuti a Bolca, un luogo che è conosciuto soprattutto per la pesciara, per i fossili, perché questo è uno dei siti più studiati al mondo. Ma c'è un'altra ricchezza che si nasconde sottoterra e quei signori la stanno raccogliendo. E la ricchezza è questa, le famose patate di Bolca. Da quanto tempo tu coltivi le patate? Allora, io posso dire che ci sono nata in mezzo alle patate, in quanto io vengo da una famiglia di agricoli, di contadini, e le patate si sono sempre coltivate. Comunque, se devo essere sincera, io ho ripreso in mano la patata perché non voglio fare una brutta pubblicità. Perché quando avevo i bambini piccoli, che dovevo fare le prime papette, ho comprato delle patate che mi sono diventate nere e mi sono domandata il perché. E da allora ho detto a mio marito: perché non dobbiamo coltivare noi le patate? E così ho intrapreso un percorso, poi ho conosciuto le persone, siamo entrati e da valorizzare questo prodotto. Devo dire che la cosa che mi balza subito agli occhi ogni volta che vengo a Bolca per parlare delle patate è la grande manualità che serve per fare questo lavoro. Manualità, fatica, perché come avete sentito la terra è bassa, e grande dedizione. Ma forse solo questo. Gli amici di Bolca ci mettono anche dell'altro, perché non basta avere dei terreni anche non facilissimi da coltivare perché sono a volte ripidi. Loro ci mettono anche un'attenzione incredibile al rispetto della natura e dei ritmi agricoli. Noi dallo statuto coltiviamo senza diserbo, senza concimi chimici e rispettando le fasi lunari. Ah, quindi massima naturalità. Sì, ci tengo a E che questo ci sia, perché? perché proprio per salvaguardare il nostro territorio e il nostro prodotto, che sia le persone che vengono, che acquistano un prodotto, il nostro prodotto, si portino a casa un po' del nostro sapore unico. Quant'è difficile però lavorare rispettando i ritmi della natura, rispettando le fasi lunari, perché sembrano concetti applicati all'agricoltura moderna lontanissimi e quasi dimenticati. Voi invece li tenete ancora in considerazione? Allora, dico che è veramente difficile e spessissimo lo dico anch'io e lo diciamo anche insieme, diciamo basta, è l'ultimo anno, perché veramente c'è tanto, ma tanto lavoro in questo tipo di coltivazione, in quanto basti pensare all'impianto che facciamo in questi appezzamenti che non sono grandissimi, li facciamo a mano. Non facendo diserbo, ma facciamo un diserbo manuale, sì, che si entra con la zappa e non è bello, non è facile entrare con la zappa, zappare, togliere l'erba, proprio per non inquinare questo prodotto, per non mettere il diserbo. E lo stesso la gente lo capisce questo sforzo? Allora, riconoscono il sapore e riconoscono che dentro le nostre patate c'è un altro tipo di lavorazione, c'è il sudore delle persone che lavora e c'è tanto amore, perché se non c'è amore e sudore non si fanno queste patate. Per Bolca le patate non sono state e non sono soltanto una cultura, sono anche una memoria storica, profondamente, quasi intimamente legata alla terra, perché un tempo questa zona era un'area di studio per la patata stessa e ci sono stati anni in cui Bolca era un riferimento. Quanto sono state importanti le patate per Bolca? E direi molto importanti, perché soprattutto negli anni 50 e 60 c'era una diffusione enorme di coltivazione di patate da seme. Qui avevamo il CEMOPA, Centro Moltiplicazione Patate,
ed era tutto un fiore Bolca a quel tempo, quando era il momento della fioritura, perché effettivamente la gente coltivava moltissime patate da seme. Poi nel 71 è cessato questa produzione, sì, è cessata per vari motivi dovuti anche ai commerci esteri e così via. E quindi per un bel po' di tempo non è più stata coltivata in modo intensivo, era solo a produzione familiare, diciamo. Però possiamo dire che la patata ha accompagnato le generazioni di Bolca. Sì, sempre. Sono state importantissime. Per noi quassù è importante la patata, la coltivazione della patata e direi che essendo questo terreno molto di tipo vulcanico, quindi molto ricco, è anche tanto apprezzata ed è stato proprio per questo che nell'11, quando ne abbiamo parlato in Proloco, abbiamo deciso di cominciare a valorizzarla perché era richiesta, ma non c'era una grande produzione. E allora abbiamo organizzato la prima festa della patata nell'11. Nel 12 abbiamo costituito l'associazione della patata. Nel 13 abbiamo anche avuto il riconoscimento regionale di prodotto tipico tradizionale. Siamo registrati alla Camera di Commercio, abbiamo dei regolamenti molto precisi e molto severi e quindi cerchiamo di produrre delle patate che siano accettate e che piacciono molto perché appunto sono particolari. Com'è vedere i contadini che tornano a coltivare la terra con le patate? Beh, per noi è veramente un motivo di orgoglio perché ci siamo accorti anche oggi girando per Bolca che tantissimi nostri compaesani hanno ricominciato a produrre le patate. Dopo questo esempio che abbiamo dato noi con l'associazione, adesso molti hanno ricominciato a produrre patate, si vedono i campi già adesso e anche giovani. Abbiamo dei giovani anche nella nostra associazione che hanno un grande impegno, magari non troppa esperienza ancora, ma molto impegno e molta volontà di produrre, di dedicarsi ai nostri campi, al territorio, alla coltivazione dei prodotti nostri tipici. Quindi questo è veramente bello ed è un grande motivo di orgoglio per noi. Sapete perché rido? Perché la linea l'ha fatta i gnocchi. Facciamo un applauso alla linea. Perché al di là della bontà della patata e dei gnocchi, qua c'è uno spirito di comunità che si vive anche nelle case. E quindi qua c'è tutto il vertice dell'Associazione della Patata di Bolca, che ringrazio per la disponibilità, per la gentilezza. Quest'anno purtroppo la festa della patata non si fa per i ben noti problemi legati al coronavirus, ma la vendita c'è ancora. Questo fine settimana, vero? 12, 13 e tutti i prossimi fine settimana. Muoversi, perché non ne mia tantissime patate, muoversi. E adesso ragazzi, buon appetito. Grazie. Che fai Stefano? Perché sto periodo qua il dottor mi ha detto che vado a stare in Dio quando si Ma quante può venire avanti di quante fa mia male. Ciao ragazzi, viva la patata! E non è equivoco, sappiatelo.